Un tomografo di ultima generazione capace di fare esami diagnostici a tutta la macchina corporea in modalità silenziosa, rapida e non invasiva. L'impianto inaugurato al Centro Medico San Biagio a Fossalta di Portogruaro è una vera e propria eccellenza sanitaria. Dà la possibilità di fare squadra assieme al sistema pubblico, insomma ospedaliero pubblico, per accelerare quelle che sono le liste d'attesa. Il nuovo macchinario che arricchisce la strumentazione del centro di Fossalta è pronto ad andare incontro alle necessità dell'utenza sia del Veneto che del vicino Friuli Venezia Giulia. Soprattutto anche la questione di stoppare quelle che sono le fughe verso una regione che è qui alle porte, insomma, e che ha una concorrenza, oserei dire, sleale. Gli esami saranno eseguiti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. La nuova risonanza magnetica è perciò a disposizione della sanità pubblica. La Regione, ha sottolineato il vicepresidente Forcolin, è ai vertici in materia di sanità e in tempi di tagli del governo ingiustificabili dovrebbe essere copiata soprattutto nella sua gestione economico-finanziaria. Forcolin ha poi rassicurato sugli ospedali di San Donà e Portogruaro, Che rimarranno tali, quindi con un potenziamento strutturale, non solo strutturale ma anche dal punto di vista operativo dei macchinari e delle attrezzature.